Doria Rusca. Sì. Quindi hai Canello. Allora fai una volta mozzarella e una volta canello. Allora, bene, siamo pronti per iniziare la terza ed ultima giornata di questi campionati regionali Elite 2023. Inizieremo con un'esibizione con un match di spari nero. Allora, la prima esibizione sul quadrato, chiamo Luca Bertazzo, è uomo della box piovese. Eccomi qua. Andiamo di sera a dirigere l'esibizione. Andrea Franca dirige l'esibizione. Tre riprese da un minuto ciascuna. Prima ripresa di questa esibizione. Allora sono i futuri campioncini, allora inizio l'attività agonistica, pugilistica, che si tiene soprattutto nella nostra palestra gloriosa box piovese. È un'esibizione, vedete, non affondano i colpi perché non devono affondare i colpi. Non è un incontro, è un'esibizione, questo termina così la prima ripresa. Però all'angolo le raccomandazioni di rito si fanno ovviamente anche se in esibizione. Poi avremo un match di spari mio, ecco un match con verdetto finale, poi ricorderemo anche i pugili ovviamente.
Attenzione, fuori i secondi, sta per iniziare la seconda ripresa di questa esibizione, diretta da Andrea Fracca, glorioso pugile della box piovese, con oltre 100 match all'attivo. Quando poc'anzi non affondo i colpi, però la grinta non manca, d'altronde vogliono diventare pugili a tutti gli effetti. Warren appartiene alla gloriosa box piovese, invece il suo antagonista è l'esibizione Bertazzo, arte box Sonesino. Donde suonato da il mitico Gianni Ragazzi con una trista ufficiale la sede della box, ovviamente. Allora, un'altra ripresa per questa esibizione, poi si preparino Duane Sanchez e Gary Stevic per la match di sparring. C'è sempre un minuto di intervallo. Ora sempre un minuto di intervallo, anche per l'esibizione ovviamente. Sono appunto, come dice il maestro Benmerito Ginofreo, sono i ragazzetti, sono aspiranti pugili ma hanno già grinta sul ring e il desiderio di diventare pugili veramente. Terza ed ultima ripresa per l'esibizione. Facciamo un applauso ai ragazzetti, questi pugili, grazie, eccoli qua. Un bel applauso, bravi a Warren, da Bertazzo. Molto bravi, ecco qua. Abbiamo i guantoni, e poi un pseudo verdetto, di parità ovviamente per l'esibizione, e delle medaglie che sono consegnate dal nostro presidente Andrea Scarisi nella box piovese. Sì, ovviamente, come tutti i match togliamo i guanti, e ovviamente. Ecco le medaglie meritate per i due ragazzetti due pugili. Eccoli qua. Buona Bertazzo, box piovese e box sonesino. Benissimo. Adesso passiamo a un match di spari mio prima dell'inizio delle finali dei campionati regionali elite, organizzati qui a Piave di Sacco dalla box piovese, in collaborazione con la città di Piave di Sacco, di specie l'assessorato allo sport e con il patrocinio della regione Veneto. Marco Zanetta di Isole, questo match di Sparinio,
Dwayne Sanchez e Jeremy Stepic. Eccoli qua, aspettiamo solo i due pugili di Sparinio, Dwayne Sanchez, eccolo qua, Cuba Box, giusto? Un box seguiro, e attendiamo Jeremy Stepic della box piovese. Eccolo qua, applauso per i due pugili, grazie, i due Sparinio. 3 riprese da 1 minuto ciascuna. Questa volta c'è il verdetto, non è un'esibizione, quindi il verdetto finale. Poi invito a prepararsi per il primo match di finale chilogrammi 57 Frederick Cuba, Euro Box Master 1948 e Jonathan Cora della Cuba Box e lui. Prima ripresa. Termina così la prima ripresa di questo match sparring. Io ti passo per le finali di questi campionati regionali elite. Abbiamo avuto 2 bellissime giornate, serate, concluderemo alla grande questa 3 giorni pugilista qui al Pala Junior Borgo Rossi di Piave di Sacco. Ovviamente tutto organizzato egregiamente, professionalmente dalla box piovese e da tutti i suoi collaboratori. Facciamo un applauso a tutti i collaboratori della box piovese che hanno reso possibile questa 3 giorni pugilista. Grazie a tutti gli sponsor ovviamente. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Termina così la ripresa, il match lo Sparinio. Colgo l'occasione per ricordare, appunto per
i pugili prepararsi, Frederico Cuba, Junior Box Master 1948 e Jonathan Contra, Cuba Box Guiro per dar vita alla prima finale di questi campionati regionali, chilogrammi 57. Attenzione, fuori il secondo. E la terza ed ultima ripresa. E torna così il match di Spari Mio, e Giovanni Sanchez come box di numero e Derby Stevic box Piovese. Tra poco il verdetto, poi inizieremo con il primo match ufficiale, la prima finale di questi campionati regionali Elite 2023. Sul ring presenta il box Piovese della Sparisa, premiamo i due pugili. Diamo i due pugili al centro ring, grazie per il verdetto finale. Diamo il verdetto, incontro pari tra Giovanni Sanchez e Derby Stevic. Un bel applauso per i due ragazzi, i due pugili, oramai. Con le offerte da box Piovese e comune di Pieve di Sacco. Per un applauso per i due pugili, foto di rito ovviamente. Qua. Bene, bravi, un applauso, incontro pari per i due ragazzetti e passiamo alla prima finale di questi campionati regionali 2023 di box Elite. Sarà Dennis Incaruti all'inizio di questa prima finale. Sul ring saliranno Frederico Cuba, Junior Box Master 1948 e Jonathan Conra, Cuba Box e Guiro. Finale chilogrammi 57. Jonathan Conra, Cuba Box e Guiro. Frederico Cuba, Junior Box Master 1948. Finale chilogrammi 57, 3 riprese da 3 minuti ciascuno, dirige Dennis Incaruti. Nel frattempo Giorgio ha fatto il suo debutto, la nostra cartellina ring, con il cartello che sta per iniziare per appunto la prima ripresa. Match previsto per appunto sulla distanza delle 3 riprese, 3 round, da 3 minuti ciascuno. Ricordo che i vincitori parteciperanno alle finali campionati nazionali italiani, quindi finali di certo prestigio, questi campionati regionali organizzati, non mi stancherò mai di dire, egregiamente e professionalmente come box Piovese. Bene, siamo pronti per la prima finale.
Prima ripresa. Torna così la prima ripresa. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Vai contro!
Finisce così la seconda ripresa. Prossimo match finale oltre i chilogrammi 92. Bisogna prepararsi Randy De Jesus con la box numero e Luigi Luciotto, box Pioesi. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa. Potevano eseguire questa prima finale molto spettacolare e vincente. Applauso meritato per i due pugili tra Freddy Kibua e Jonathan Codra. Tra poco il verdetto finale conosceremo il campione regionale dell'evento della categoria chilogrammi 57. Andiamo a premiare Davis Bombon Boschiero, il nostro grande Davis. Che ha vinto tanto nei professionisti, ma ha vinto tanto anche nei dilettanti. Tre volte consecutive campione italiano categoria pesi in più. Davis Bombon Boschiero. Giro per i cartellini che verranno consegnati ad Alex, il nostro commissario. Pugili a centrolinea per il verdetto finale, grazie.
Abbiamo il verdetto, vince del nuovo campione regionale, chilogrammi 57, all'angolo blu Jonathan Cola, una box in lui. C'è un bel applauso a Freddy Colluga, in una box destra 1948. Premio Davis Burbo Moschino. Bene, saliamo di categoria decisamente oltre i chilogrammi 92. Vediamo che dirigerà questo match tra Randy De Jesus come box Guiro e Luigi Luciotto box Piovesi. Randy De Jesus come box Guiro. Il fiore del box Piovesi, Luigi Luciotto box Piovesi. Dirige sempre Dennis Incanuti, 3 riprese da 3 minuti ciascuna. In palio il titolo regionale, titolo veneto, della categoria oltre i chilogrammi 92. Prima ripresa.
Seconda ripresa. Invito a prepararsi Leonardo Campana, Cubo Box in Guiro, e Yuri Kalarushka, sempre Cubo Box in Guiro, quindi un derby tra la società pugilistica Cubo Box in Guiro. Attenzione, fuori in secondi. E la terza e ultima ripresa.
Mettiamo così in marcia, standing ovation a questi due grandi pugili, Reggio De Jesus, una box in guida, Luciano Luciotto, box Piovese. Grande match, applausi meritatissimi per i due pugili. Atteniamo il verdetto finale per conoscere il campione regionale, categoria oltre chilogrammi 92. Ora signor Conto, presidente Pecconi, a premiare i due pugili, eccolo qua, facciamo un applauso. La pugile centro libero, il verdetto finale, grazie. Pronti per il verdetto, vince il nuovo campione regionale, Anello Luigi Luciotto. Va bene, dai, andiamo ufficialmente, Anello Luigi Luciotto, box Piovese. Andrea, ti passo un attimino il microfono, facciamo un po'. Sì, un attimo, adesso facciamo anche il premio che l'ho offerto, la risegna ragazzi di Santa Lucia Paolo. Allora, c'è un microfono un attimo, eccolo qua, sì, c'è una cosa, eccoci qua. Quindi siamo pronti, siamo comodi per passare il microfono e fare un commento su questa giornata e questi 3 giorni soprattutto pugilisti. Sì, grazie, sono molto felice di essere qui in questa importante occasione di sport, sport che si declina in tantissimi modi. Vi do un'informazione che ho preso anch'io da pochissimo. In Italia si praticano 386 attività sportive, ma la box è naturalmente nei primi posti per la storia che ha, per quello che rappresenta, per il significato educativo che ha per tutti i ragazzi che praticano la box. Ragazzi e ragazze, poi qualcuno magari come questi diventano campioni, fanno l'agonismo, e fare agonismo è una parola sana, perché qualcuno tenta di dire e far passare il concetto che agonismo non è bello. Agonismo è l'essenza dello sport. I bambini quando giocano a rincorrersi a fazzoletto, a ruba mazzetto, fanno gare vere, quelle sane che vogliamo noi, non vincere a tutti i costi, ma uno vince e va premiato. Non è un valore dello sport che vogliamo mantenere. La box rimane un punto di riferimento anche socioculturale per i ragazzi che praticano sport e che imparano a rispettare se stessi, gli avversari e le regole, che è una lezione di vita. Grazie. Grazie Presidente, parole sante e sacre per la nostra nobile arte che qua ha la massima espressione per la box Piovese. Facciamo un applauso per questa gloriosa società nata nel 1985, ha partorito tanti pugili, tanti campioni e tanti oggi. Luigi Luciotto è una testimonianza anche. Grande nostro Presidente e grandi finali. Prego Presidente, resti qua fino alla fine, giustamente. Resta qua fino alla fine della riunione. Perfetto, benissimo. Andrea, eccoci qua. E riprendiamo con le finali perché sono tutti spettacolari, terza giornata eccezionale, veramente. Allora scendiamo di categoria adesso, chilogrammi 60, si sfideranno Leonardo Campana e Yuri Karorushka in un derby della Cuba Box Guiro per il titolo regionale di queste categorie, chilogrammi 60. 10 minuti siamo sul ring a dirigere questo match, questa finale. Attendiamo il pugile sul canale. Leonardo Campana con
per il titolo chilogrammi 60. Ricordo anche che questi campionati, le finali sono riprese da Canale Nuovo, in parte nella box piovese, quindi potete vedere gli highlight del servizio su Canale Nuovo. Bene, pronti per la finale chilogrammi 60. Prima ripresa. Ed è così la prima ripresa. Ricordo che al termine di questa serata premieremo il premio Fair Play, come tutte le sere ovviamente il pugile più sportivo di questa giornata pugilistica. La società ha ottenuto i migliori risultati e il miglior pugile ovviamente di questi campionati regionali elite 2023. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa.
Termina così la seconda ripresa. Prossimo match è un incontro del programma, quindi non valido per i campionati regionali per la finale 2023. Invito a prepararsi Riccardo Pala della box piovese, Riccardo Amaruto della pugilistica Roligina. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa.
E torna così il match, il derby tra Leonardo Campana e Nicolo Rusca, finale di kg 60, tra poco il verdetto finale. A premiare i due pugili chiamo Lara Rossin, no, Veneto, grazie. Bene, pugile al centro libero il verdetto finale, grazie. Pronti per il verdetto, vince ed è il nuovo campione regionale categoria kg 60, la Gran Yuri Kaluska, però anche il suo antagonista e compagno di scuderia Leonardo Campana, sempre lui. Premi a Lara Rossino, da Veneto. Passiamo un attimo il microfono a Lara. Buonasera a tutti, parlo a nome di Adamo Veneto. Quando saliamo sul ring vogliamo essere campioni e si può essere campioni anche di vita, grazie ad Adamo, per diventare anche donatori di midollo osseo. Come si diventa? Con un semplice prelievo del sangue, si entra in un registro mondiale e nazionale mondiale per aiutare chi è malato di leucemia. Per informazioni c'è il banchetto fuori e non dimenticate di cliccare sui social Adamo Veneto. Grazie e campioni sempre! Un ringraziamento a Lara Rossi dell'Adamo Veneto, il banchetto fuori, quindi se volete informazioni potete averle. Bene, match fuori programma tra Riccardo Pala di Campo Mabruk, rispettivamente box piovese e pugilistica prodigina. Vediamo l'arbitro e il referee di questo match. Match elitto, limite di kg 54. Fuori programma non valido per i campionati regionali 2023. Sarà Sergio Fotesco, eccolo qua a dirigere il match. Attendiamo Riccardo Pala di Camabrocca. Riccardo Pala, box palese. Un applauso anche a Camabrocca, pugilistica Rodigina. Anche questo match è previsto sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Sergio Fotesco dirige.
fuori in secondi. Seconda ripresa. Bene, così la seconda ripresa. Prossimo match finale, torniamo ai match ufficiali per le Olimpiadi regionali Elite 2023. Finale chilogrammi 67. Invito a prepararsi Edoardo Berti come boxer Guiro e Ted Johnny Audori sempre come boxer del Guiro, un altro derby di questa società pugilistica. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa.
Mabrouk in pugilistica RoTG. Chiamo a premiare i due pugili Alessandro Brasola, titolare della Legends Academy di Villadora, che è la nuova succursale della Box Chiavese. Alessandro Brasola, dove insegna anche tennis, comunque, aspetta. Bene pugili al centro ring per il verdetto finale della nazione. Pronti per il verdetto? Vince all'angolo rosso Riccardo Box. Crema salito Bocazzi, Alessandro Brasola. Bene, passiamo alla prossima finale elite. Finale chilogrammi 67, vediamo come dirigerà questo match. Bene, 5 minuti. Derby tra Edoardo Martino con Box Seguro e Ted Giovanni, sempre con Box Seguro. Sul ring Ted Giovanni Adoria con Box Seguro e atteniamo il suo antagonista Edoardo Martino, compagno di scuderia. La finale elite chilogrammi 67, ecco questa finale regionale ovviamente, tutti i vincitori approderanno alle finali per i campionati italiani assoluti elite. Gruppo Edoardo Martino, Cubo Box e Guida. Derby fra Cubo Box e Guida, tra riprese a 3 minuti ciascuna, Dani si conclude di dirigere. Questa finale è limite di chilogrammi 67.
Termina così la prima ripresa. Ovviamente ricordo sempre che premieremo il miglior pugile al termine della serata di queste 3 giorni pugilistiche dei campionati regionali Elite 2023. Premieremo anche la società che ha ottenuto i migliori risultati, poi premieremo il pugile più giovane, ovviamente, perché l'importante è quello, e il premio finale per questa giornata pugilistica. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Termina così la seconda ripresa. Per il prossimo match, il prossimo finale, saliamo di categoria chilogrammi 71. Invito a prepararsi Moreno Caneva, box piovese, ed Efe Osanluoni della pugilistica Rodigina. Sarà il prossimo match, la prossima finale al limite dei chilogrammi 71.
Attenzione, fuori secondi. E la terza ed ultima ripresa. E tengo la finale di Novembre 67 tra il grande partito box e Guido in compagnia di scuderia Ted Gianni Aldo, sempre come box e Guido. Tra poco il verdetto e conosceremo il vincitore e il campione regionale, campione medio di questa categoria, per l'appunto chilogrammi 67. A premiare il nostro presidente della box Piovese, Andrea Scalise. Bene, pugile al centro ring per ricevere il verdetto finale, grazie. Diamo il verdetto, vince del nuovo campione regionale, categoria chilogrammi 67, all'angolo blu, Ted Gianni Vittoria, come box Guido. Con la parola al suo compagno di scuderia, Edoardo Berti, sempre come box Guido. Premio Andrea Scalise, presidente della box Piovese. Siamo pronti per la finale chilogrammi 71, saliamo di categoria. Resta bene seduti sul ring a dirigere il match. E andiamo sul ring Moreno Caneva, box Piovese ed F.
Osavoni della pugilistica Rodigina. Un po' di musica di Jamiroquai non guasta. Eccola qua, Moreno Caneva, box Piovese. Un attimo di attesa, teniamo il pugile Rodigina, pugilistica Rodigina. Eccolo qua. F. Osavoni, pugilistica Rodigina. Finale diagrammi 71, 3 riprese da 3 minuti ciascuna, a dirigere sempre Dennis Incanuti. Prima ripresa. Prima ripresa.
Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Velocissima pausa, brevissima pausa per premiazioni, interviste con i personaggi importanti ovviamente, dovremo anche effettuare due premiazioni, poi riprenderemo con le finali elite. Attenzione, fuori i secondi. E la terza ed ultima ripresa.
Ed era così la finale, la limiti come la messa 71 tra Moreno Caneva, Box Pomese, DF e Osvaldo in puntistica. La Pomicina, tra poco il verdetto finale, sono Enrico Andrea Scalise a premiare i due pugili. Pronti i cartellini, pugili a centro riga per il verdetto finale, grazie. Abbiamo il verdetto, vince del nuovo campione regionale chilogrammi 71, l'angolo blu F. Osvaldo, pugilistica Pomicina. Grande applauso anche a Moreno Caneva, box Pomese. Premio offerti dalla Regionia Ragazzi di Santa Lucia Padova. Bene, salutiamo i due pugili che scendono dal ring, restiamo su, Andrea resta pure su. Sì, una premiazione veloce, Dennis. Allora Andrea, il maestro Benemerito Ginofreo sul ring, grazie. E chiamo anche Alessandro Brasola, ovviamente, titolare della Legends Academy. Dobbiamo vedere due premiazioni, ne approfittiamo in questo breve intermezzo. Allora richiamo nuovamente il maestro Benemerito Ginofreo sul ring, grazie. Allora c'è due premiazioni da fare, allora premiamo il pugile più giovane di questi campionati che è risultato Frederick Cuba Union Box Master 1948, grazie. Eccolo qua il maestro che sta arrivando. Andiamo giusto con Frederick Cuba, eccolo qua, ciao. Deve ricevere un premio come pugile più giovane di questi campionati, anche finalista in questi campionati regionali. Ecco qua, se volete fare delle foto ovviamente, grazie promettente. Poi dobbiamo premiare la società che ha ottenuto i migliori risultati. Come Box e Guido, quindi il rappresentante, eccolo qua, Jesus Solano. Mi permette di dire Adama, eccolo qua, Adama, eccolo qua Adama. Cuba Box e Guido, consigliato al maestro Benemerito Ginofreo, eccolo qua, se volete fare foto, le dame. Sì, chiamo anche il maestro Favaro dalla Union Box Mestre 1948, grazie. Eccolo qua, che è il maestro di Federico, ovviamente finalista e vincitore, pugile più giovane di questi campionati regionali. Benissimo, allora, due parole, faccio vedere ovviamente a Gino due parole, perché dopo
deve presentarsi per il match di Pozzato. Niente, buonasera, grazie a tutti. Siamo alla terza giornata, la finale. Gli organizzatori sono un po' stanchi, ma siamo qui. Ecco, bravi ragazzi, soprattutto complimenti che hanno dato tutto sul ring, hanno combattuto lealmente e questa è la cosa principale. Le parole prima che ha detto il nostro presidente regionale del CONI sono da sottolineare. Ecco, lo sport insegna e dico anche una cosa, che proprio in questo momento che viviamo, in questa era che purtroppo ci sono pochi valori, e lo sport ha ancora questa grande capacità. Non me ne voglia, il pugilato credo ancora anche di più, anche tutto lo sport aiuta, e soprattutto l'agonismo, perché ragazzi vincere siamo capaci tutti, ma perdere, e questo si insegna molto a perdere, perché il 50% avete visto perdere, ma perdere vuol dire avere la forza di rifarsi e di risollevarsi e magari di vincere le sfide più importanti. Quindi mandate genitori, fidanzate, giovani, frequentate lo sport e se è possibile fate l'agonismo. L'agonismo leale, sincero, senza mete, ma vi insegna molto a crescere e a diventare uomini. Se vuole essere per meglio, che anche la metafora della vita si cade, ci si rialza, ci si riscalda, ovviamente. Sì, ma se vuole dire due parole, come ospite, vabbè. Tu, Jesus, Adama, un saluto di spagnolo in cubano. Todo bien, gracias, Pío Bernesa, como la hospitalidad. E a fine de los días. E se devo portare il nome a Jesus, in cubano, portoricano. I saluti del Presidente. Allora, intanto vi ringrazio, in questi 3 giorni c'è stato sempre un grande pubblico, quindi merito poi anche vostro che le serate riescano bene. I pugili si sono comportati in tutte queste 3 serate molto bene, abbiamo visto dei bei match, combattimenti leali e non ho visto situazioni molto strane, quindi devo dire veramente correttezza. Per me è importante questo perché poi alla fine, come diceva il maestro Fleo, perdere nella vita è una cosa che capita tutti i giorni e sinceramente io dalle mie sconfitte ho imparato tanto, poi dalle vittorie sì, l'autostima cresce, però è dalle sconfitte che si impara qualcosa. Quindi questa sera poi abbiamo anche l'onore di avere Alessandro Brasola della Region Academy di Villatora, è una palestra che è aperta da poco, con la quale abbiamo intenzione di fare una bella collaborazione, c'è una succursale, quindi vorrei magari che Alessandro dicesse 2 parole. Grazie, sono contentissimo di essere qui e siamo una piccola realtà che sta crescendo in questo momento e è aperta a tutti, spero di vedervi presto tutti quanti in palestra da noi, dove possiamo iniziare questo percorso per l'agonismo e per crescere tutti insieme. Grazie mille. Però vorrei richiamare nuovamente, ha fatto un figurone prima, il professor Ponchio sul ring, grazie nuovamente, perché è giusto e doveroso, eccolo qua. Non ha cambiato opinione, sempre sulla box è ritornato. Grande, un saluto però finale da parte sua. Sì, saluto solo perché pare sia andato bene quello che ho detto prima, non voglio ripetermi, confermo quello che ho detto, siete un grande movimento, meritate molto, tutto lo sport merita anche di più di quello che riceve, però noi lo facciamo per la società tutta e siamo contenti di lavorare per il futuro dell'Italia. Un riconoscimento giustamente per il professor Ponchio, eccolo qua. Il nostro Gagliardetto, eccolo qua, 38 anni di gloria, box piovese. Fotografia. Beh, grandissima. Grande. Anche i commenti televisivi. Grande, intermezzo fu riuscito molto bene, come la 3 giorni pugilistica. Allora vorrei un applauso per tutti i collaboratori.
Benissimo, allora riprendiamo con la finale, chilogrammi 80. Sorride saliranno Manuel Iodella Rama, io nel box maestro 1948 di Enrico Franco, box di Guido. Manuel Iodella Rama, io nel box maestro 1948. Un minuto da questo momento. Stop, torneremo al verdetto. Penso prendere per il verdetto. Allora, vince per walkover il nuovo campione regionale chilogrammi 80 Emanuele Iodella Rama, Junior box maestro 1948. Passiamo all'ottavo match. Carica Simi box Piovese, Roberto Mugi, Cuba box Guiro. Un cover il momento poc'anzi, mancanza dell'avversario. Si è presentato il 28 minuto, quindi è stato assegnato il titolo alle Emanuele Iodella Rama. Roberto Mugi, Cuba box Guiro. Da questo momento un minuto.
Stop del match. Commissario, per cortesia, grazie, buono. Pronti per il verdetto, con i cartellini, il verdetto ufficiale ovviamente. Ora vince per walkover del nuovo campione regionale chilogrammi 75 Roberto Muggi da Mazzaguia. Bene, adesso passiamo all'ultima finale, chilogrammi 86. Sul ring saliranno Pasquale Conte, Treviso Ring e Marco Pozzato, boxer Piolese. Sono segretarie 5 minuti per questa finale. Pasquale Conte, Treviso Ring. Attendiamo l'alfiere della box piovese, Marco Pazzato. Ora un attimo di attesa, poi siamo pronti per la finale, al limite dei chilogrammi 86. Marco Pazzato, box piovese. Sono sempre 3 le riprese da 3 minuti ciascuna e Dennis Venuti ovviamente a dirigere questo match. In palio il titolo regionale, chilogrammi 86.
box Piovese, Giorgia. Attenzione, fuori secondi. E la terza ed ultima ripresa. Andiamo al verdetto finale per conoscere il campione regionale chilogrammi 86. Bene, abbiamo i cartellini, quindi invito i pugili a scendere in ring per ricevere il verdetto finale. Grazie. Pronti per il verdetto? Vince il nuovo campione regionale chilogrammi 86 a Ragol Blu, Marco Pozzano, Max Piovese. Un applauso anche a Pasquale Conte del Treviso Ring, grande antagonista questa stupenda finale chilogrammi 86. Premi offerti
la maneggeria ragazzi in via Santa Lucia a Padova. Allora non andate via perché dobbiamo premiare i migliori pugili di questa stagione pugilistica e anche il fair play, ovviamente il premio al fair play. Abbiamo già deciso, Andrea? Perfetto, saliamo ora sul ring. Allora, premio fair play, pugile più corretto e sportivo, Luigi Luciotto, boxer Polese. Un tifo da stadio per Luigi Luciotto. Eccolo qua. Luigi Luciotto. Eccolo qua. Non scendiamo dal ring perché il miglior pugile di questi campionati regionali 2023 qui a Pieve di Sacco per lo sport Barbarossi è il risultato Marco Pazzato. Grande Marco. Eccolo qua. È il maestro Premo che si avvicina e anche il fratello Davide. Eccolo qua, Pozzato, Andrea, che era l'uomo Semato, ovviamente, succursale della box Polese. Andrea, grande stagione pugilistica, grande tifo e sempre pienone con il pubblico. Veramente riuscita, un inno alla box al pugilato e un grande sport di Amici. Ringrazio tutte le società che hanno partecipato al torneo, Espri, Cunzano, Vigo, Treviso, Spinea, quindi non ti conosco sicuramente qualcun altro.